Nuove opportunità di lavoro per i giovani tra i 18 e i 29 anni grazie a un accordo sottoscritto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l'ex provincia, e l'Ente Nazionale per il Microcredito. I ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano ma che hanno un'idea imprenditoriale possono adesso approfittare delle proposte offerte dall'Ente Nazionale per il Microcredito per usufruire a costo zero della formazione necessaria a trasformare l'idea in progetto e successivamente ottenere il sostegno economico dalle banche convenzionate. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti sottoscritto un atto di impegno con l'Ente Nazionale per il Microcredito a favore dei ragazzi e delle ragazze della provincia di Agrigento che hanno così un'idea imprenditoriale e non sanno come svilupparla. Recandosi in uno dei 7 sportelli informativi di Agrigento, Canicattì, Licata, Bivona, Cammarata, Sciacca e Ribera, si potranno chiedere le informazioni sugli importi erogabili, la documentazione necessaria, i tempi e i modi per la restituzione del prestito. Si potrà chiamare anche il numero verde 800 236 837, conoscere i giorni, gli orari per dialogare con un dipendente dell'ex provincia di Agrigento con la qualifica di operatore di sportello ente nazionale microcredito di tutti gli sportelli informativi. Il Libero Consorzio di Agrigento informa, sostiene e promuove i programmi di finanziamento offerti dall'Ente Nazionale per il Microcredito, che è un ente pubblico, non economico ed esercita importanti funzioni in materia di microfinanza e microcredito a livello nazionale e internazionale e si occupa di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione, monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea, delle attività realizzate a valere sui fondi comunitari, microfinanziate dal monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito, microfinanze destinate allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo, all'economia di transizione. Gli uffici di relazione con il pubblico, cosiddetti URP, offrono l'assistenza necessaria per illustrare le varie tipologie e modalità di finanziamento e possono inserire la richiesta nel portale web direttamente dell'Ente Nazionale Microcredito.